dobbiamo aprire una parentesi musicale e ballabile. Intanto Maria mi hanno chiesto di farti delle domande, quindi intanto mi hanno chiesto di chiederti come va la tua vita sentimentale. Che faccio nella vita? Perché mi piace questo e mi piace troppo assai la vita. Sì, sì. E invece hai trovato un fidanzato? Io faccio il video, se sono fortunata speriamo. Quindi ancora niente per ora? No, io dico. Come no? Scusate, scusa, puoi inquadrarla? Sta o non sta benissimo con questo vestito? È bellissima. Bellissima. Un applauso a Maria di Trapani. Brava! Brava! Speriamo si trovo una persona giusta. Maria, guarda quanti spasimanti, Maria. Ma guarda che lui si è innamorato, te lo dico. Sono tutti spasimanti. Aspetta, ci vuole il microfono qua. Scusi, hai una domanda per Maria? Come no? Dai, una domanda. Allora, una domanda per Maria. Cioè, un volontario. Allora, intanto lo sposo dov'è? Ce lo siamo persi. Eccola, ce lo sposo. Noi siamo disponibili tutti per lei. Maria, questa è una dichiarazione. Ma lei è libera. Dice che lei è libera. Quindi tu sei a disposizione. Allora, uno ne vuole, ma serio lo vuole, non è che vuole, giusto, scusate. Giusto, Maria, scusa, lo cerchi serio? Sì, sì, travaglino, a fare cose serie. Io sono travaglino. Io sono una ragazza seria. Ognuno è giusto come la pensano, io la penso così, poi. Noi non vogliamo ragazzi così. No, a fare cose serie. Allora, aspetta che c'è il mio batterista che ti voleva fare una domanda. Non volevo capire nell'ultimo anno come ti è sembrata questa escalation del tuo successo. Successo perché a me mi piace, ho preso il numero e chiamato Strano Siciliano, ha detto libero il numero e siccome io ho visto una televisione perché mi veniva Strano Siciliano e ho preso questo il numero. Sei contenta che molte persone ti riconoscono in mezzo alla strada, giusto? Sì, noi ormai chi c'è le fans fino a fuori paese, ormai tutti mi conoscono. Tu lo sai che sei conosciuta in tutta Italia? Sì, tutti ormai, perché mi vogliono tutto bene le persone. Io sono una persona, educazione ce l'ho, molto rispetto, sono una ragazza buona e la pazienza ne hai molto assai. E poi scusate, però è una bella ragazza, o no? Un applauso a Maria di Trapani, che tra l'altro ha fatto conoscere Trapani e tutta la nostra provincia in tutta Italia. Ormai siamo famosi noi grazie a te. Lo sai che hanno scritto un articolo su di te alla Stampa, sul giornale nazionale? Sì. Te lo giuro, vero? È vero o no? Sì, è vero, è verissimo. Hanno scritto un articolo su di te, parlando bene chiaramente, perché ormai sei un fenomeno, come si dice in questi casi. Ormai tutti che mi conoscono, ormai tutti. Quando faccio le serate, i miei fans come fanno, tutta domanda. Io dico, battute e ci piacciono, dico elefante, giraffa, cavallo, l'asino, la mucca, la pecora, pappagallo, uccellino, la mucca. Cavallo. Cavallo. Maria! Tu lo sai che hai fatto. Dammi un bacio. Allora. Piano piano, che cosa abbiamo le guardie del corpo, non ti preoccupare, ti difendo io. Io avrei scusa un'altra domanda. Prego. L'hai trovato poi il cane? Il Io bamboncino? il bamboncino non voglio più, però voglio il cane Chihuahua. Chihuahua. Sì. Di sera. Voglio il cane Chihuahua. Quello piccolo. No, piccolo, giusto. Sì. Preferenza colore nero, marrone, bianco. Oppure marrone, pure nero. Avresti gli occhi belli. O verdi, sono azzurri. Ma tu c'hai la bellezza spagnola, però non sei siciliano. Io? Sei bellezza spagnola. Sì, grazie. Sarà l'acconciatura, che sei un po' spagnoleggiante con questo. Io sono la spagnola. Allora, volete sentir cantare Maria per gli sposi? Ok. Siete contenti? Ci sono io stasera, ho fatto una bella sorpresa. Va bene? Ti piace cantare, a me ballare. Dai, forza. Cominciamo e damoci su. E gli sposi dove stanno? Le spose qua. Cosa imparate, canzone? Vai. Sì. Se per caso
caso che adesso il mondo io mi sposto Giochi la vita, e vai bella un cannavolo che la mostra che ne sa, non è bello che ne mostra la vita.